Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, rigorosamente in diretta via Carlo Bellerio 41, oggi 23 maggio 2025, ore 15.05 dagli studi di via Carlo Bellerio 41 in Milano. Oggi a Milano c'è un sole con sereno variabile, come direbbe una vecchia trasmissione del servizio pubblico, sereno variabile, si sta bene, sembra arrivata la primavera. Nel frattempo sto litigando con il microfono perché pensavo ad altro e non me lo sono sistemato. Questo fa capire il livello di professionalità di chi vi parla, che è pari a zero. Ma se anche questo è il peggio del peggio di Radio Libertà, ricordatevi, care amiche e cari amici a casa che ci ascoltate sempre, qualsiasi sia il vostro credo politico, perché abbiamo un piccolo grande pregio o un enorme grande difetto, dipende dai punti di vista, e questa radio dà voce a tutti senza filtri né censure. Quindi potete fare una cosa che non vi costa assolutamente nulla ed è del tutto anonima, e aiutate ad andare avanti questa radio, soprattutto i professionisti, i registi. C'è dall'altra parte del Chelo Legnoso la mitica Sveva regia, senza la cui preziosissima opera tutto questo non sarebbe possibile ai noi. C'è il direttore Giovanni Sallusti, c'è Giuseppe, il nostro amministratore Franzini, Giulio Cainarca, Vincent, sono tantissimi professionisti, Sammy Varin che salutiamo, assolutamente, non vediamo l'ora di vedere qua a radio. Sono professionisti che meritano di essere giustamente retribuiti per il lavoro che svolgono. E quindi cosa potete fare voi per aiutare questi professionisti, questa gente in gamba che nonostante le pochissime risorse riesce a inondare l'etere digitale dalle Alpi all'Oceano Indiano con i pensieri della gente, soprattutto riesce a darvi la voce senza filtri né censure. Quindi nel vostro 730, questo è il periodo di dichiarazione dei redditi, vostro 730, che voi lo facciate al CAF oppure online con la precompilata come ho fatto il vostro sparacazzate, che in 15 minuti lo fate tranquillamente, è facilissimo. C'è anche quella semplificata, pensate, io ho fatto quella semplificata a prova di Bertuccia e ce l'ho fatta, pensate un po'. Vi chiederanno: desideri destinare il 2 per 1000 ai partiti politici? Se lo fate online, mentre sulla carta è più insidioso, dovete andare a scrivere destinazione 2 per 1000 ai partiti politici. Scrivete D come dromedario oppure Druento in provincia di Torino, o Domodossola o Dushanbe, che è la meravigliosa capitale del Tagikistan. Andateci perché la visita merita, assolutamente, un paese meraviglioso il Tagikistan. Salutiamo tutti gli ascoltatori del Tagikistan che ci ascoltano numerosi. E D43 va alla Lega per Salvini Premier. Grandissima parte del 2 per 1000 alla Lega per Salvini Premier viene girato a Radio Libertà. Quindi qualsiasi sia il vostro credo politico o religioso, se ci tenete a questa radio un minimo, sicuramente più di me, fate questo gesto che è del tutto anonimo e gratuito, non vi costa nulla. Ma la regia mi dice che dovremmo avere il presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti in diretta via etero da Milano Centro, perché ormai lui trasmette solo dall'area C, cari ascoltatori. Quindi abbiamo il presidente Mimmo Magnetta dall'interno dell'area C Milano. Buonasera Mimmo. Buonasera a tutti gli ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. E tu sei il solito animale, perché io non trasmetto etero, trasmetto via etere. Ah, non trasmetti etero? Non trasmetti etero? No? Ecco, allora sono contenti i nostri amici arcobaleno. Siamo solamente io e te. Sì. L'altro co-conduttore che fine ha fatto? Va bene. Va bene. Allora, la regia mi dice che Fellone lo reperiranno, a breve lo riperiscono perché è in viaggio di piacere. A proposito, abbiamo Mimo Magnetta che trasmette da Milano Centro, Antonio Fellone che è in viaggio di piacere. Insomma, qua è tutto una goduria questa trasmissione, eccetto per il vostro povero sparacazzate che durante il suo congedo di paternità è costretto a lasciare la sua piccola casa, che è incazzata nera, e mi ha detto anche che, tra l'altro mi ascolta, so che voglio salutare la mia Giorgia, ecco. La mia Giorgina che mi ascolta sempre e mi ha detto: papà, non mi dedichi mai una canzone. Dedichiamogliela allora, dedica la canzone a tua figlia, su. Se 30 secondi dedico la canzone a mia figlia, se anche la regia
mi assiste, ecco qua, un attimo, la sua canzone preferita, che è questa. Eccola qua, allora gliela dedichiamo. 3, 2, 1. Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane? E il gatto? L'asinello? La mucca? La rana? La pecora? E il coccodrillo? E il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si arrabbia. Fosse per me andremmo avanti le ore. Io ho una domanda da fare. Ecco, no, Giorgia, questa è per te. Alla fine abbiamo dedicato canzoni a chiunque, anche lei se la meritava, quindi un bacione da parte mia, di Sveva e di Mimmo. Ti posso fare una domanda? Sì. E il somaro come fa? Ecco, raglia, il somaro raglia. Ok, allora visto che Antonio tarda a presentarsi. No, a proposito di animali parlanti, oltre a noi due dovrebbe esserci anche Antonio, se non erro. Buongiorno, la simpatia pullula in quel di Milano oggi, Sì, e noi qua in Lombardia si dice non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, quindi si parla in maniera ecumenica di tutto, però poi il pensiero... No, guarda, stavo ascoltando la canzone, è bellissima, ti giuro, questa canzone passeranno secoli, ma sarà sempre la più bella in assoluto. Poi ovviamente quella tua bambina ormai la sentirà minimo 10 volte al giorno, no? No, 4-5 volte al giorno, il minimo indispensabile. Okay. Poi lei ha un repertorio abbastanza ampio, però la sua preferita è questa, ed è giusto che... Però ricordati che a breve arriveranno i Teletubbies, Barbie, e hai voglia, te ne farai io, qualcosina ne so. Quindi... Ragazzi, vi posso richiamare all'ordine, però oggi quanti ne abbiamo? Oggi 23 maggio. Il 23 maggio cosa è accaduto? Qualche anno fa. Oggi è l'anniversario della morte, della tragedia di Capaci. Poi ovviamente il pensiero va sempre lì, per quanto mi riguarda, ma credo che per quanto ci riguarda, perché su questo so bene che posso parlare anche per voi. Quindi il pensiero va sempre al giudice Falcone e ai ragazzi della scorta che hanno perso la vita il maledetto 23 maggio 1992. Volevo ricordarle che Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, che era la compagna, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Cioè il nostro pensiero va sempre comunque a loro. Sì, perché come spesso e volentieri tu, Antonio, hai detto, la mafia è una montagna di merda, lo urlo, la mafia è una montagna di merda. Quindi lo confermo e lo sottoscrivo, ma credo che valga anche per voi, quindi non credo di dire un qualcosa di diverso rispetto a voi. Se c'era Antonio Regia mi avrebbe fatto mettere minchia signor Tenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra audio casse vedesse che non c'era. Ecco, va avanti. Federico, avendola decantata tu, praticamente i nostri ascoltatori la possono anche ascoltare poi dopo nel post, perché appunto se mettevamo quella proprio cantata dal cantante si sentiva il solo silenzio, invece così tu hai provveduto a renderla, a fissarla in questa nostra trasmissione. Sì, una strofa tra l'altro, no? Però il pensiero e là purtroppo fa male perché in questi 33 anni, ecco, che sono passati, anni di Cristo, purtroppo non solo la mafia non è stata sconfitta, forse addirittura si è radicata sempre di più nella società italiana, in ambienti che non erano i suoi. Pensiamo a molti ambienti del nord Italia dove
la mafia, l''ndrangheta sono sempre più forti e fanno andare i loro tentacoli un po' dappertutto, e questo è una cosa che fa male, perché al di là dell'antimafia, dei media, dei soliti parrucconi, il problema c'è, si tocca per mano, e con mano a Milano in particolare, perché sappiamo benissimo che i soldi vanno riciclati, e insomma vedete anche quello che è accaduto con San Siro, le tifoserie dell'Inter. A me ha fatto impressione qualche anno fa lo scioglimento del comune di Brescello, il comune di Brescello in provincia di Reggio Emilia, dove era Il comune di ambientato. Don Peppone, Sì, Fede. sì, Camillo e Peppone. Camillo e Don Don Peppone Camillo sono e sciolto per Peppone, per infiltrazioni mafiose. 'ndrangheta, per la 'ndrangheta. Quindi è un fenomeno in enorme crescita, che è cresciuto a livelli, insomma, impressionanti, questo va detto. E al di là della giornata del ricordo, voglio ricordare che c'è un posto dove il ricordo c'è sempre, ed è la scuola di formazione della polizia penitenziaria di Via di Brava in Roma, dove è esposto quello che resta della macchina del giudice Falcone. Un qualcosa di veramente da brividi, Fede. Io ho avuto, tra virgolette, il piacere, perché comunque è una cosa brutta, ma non puoi immaginare l'emozione che si prova stare a 5 centimetri da quella macchina e vedere quei resti dell'auto del giudice Falcone in quelle condizioni, ma provi dei brividi che restano dentro per sempre. Io ho avuto questa occasione e credimi, è un qualcosa di veramente, veramente forte. Quindi per chi ha l'opportunità vi consiglio magari di andarci, perché è un qualcosa che dobbiamo portarci sempre dentro, ognuno di noi, perché quelle sono cose che comunque chi le ha vissute, io all'epoca avevo 16 anni, comunque ci ha segnato perché in quel momento vedevi lo Stato indietreggiare, lo Stato perdere, vedevi lo Stato che non reagiva, e nel quotidiano, no? Venivano abbattuti man mano rappresentanti dello stesso, perché va bene Giovanni Falcone, poi è accaduto purtroppo a Borsellino, altri giudici ancora, appartenenti alle forze di polizia. Quegli anni là, stati anni proprio tremendi. E concordo con te, Fede, che la mafia purtroppo non è stata sconfitta, è cambiata radicalmente, perché non c'è più la mafia di una volta, dei Reina, Provenzano, stragi, omicidi e altro. Adesso c'è una mafia col colletto bianco che naviga sotto banco e frega un attimo a tutti noi. Ecco, e tu hai citato il comune di Brescello. Ripeto, non stiamo parlando di un comune del profondo sud, ma un comune della pianura padana, sciolto per 'ndrangheta, perché effettivamente purtroppo dicevi la questione di Milano Stadio, curva Inter, curva Milan, per la par condicio, non diciamo solo di una parte, comunque c'è stata l'infiltrazione dell''ndrangheta. Effettivamente la mafia è completamente cambiata, non è più la mafia delle stragi, ma la mafia delle truffe, di altro, perché investono. Antonio, perdonami, Sì. permettimi di correggerti. La mafia non è più quella delle estorsioni e delle protezioni, capito? Perché la mafia era questa, era nata appunto come un'autorità che si sostituiva a quello dello Stato che all'epoca mancava. Cioè, questa ormai è diventata una mafia imprenditoriale che riesce a prendere, a coinvolgere larghe fasce di quello che è lo Stato, insomma. Infatti è di qualche giorno la notizia di arresti in ambito di amministrazione, di amministratori comunali. E io stamattina ho visto un servizio sul TG2, mi pare, o il TG1, era il TG1, in cui facevano vedere appunto la vedova di uno di questi agenti della scorta morti, che appunto dice che lei da allora ha sempre continuato ad andare in giro per le scuole a fare educazione di legalità e di antimafia ai giovani. Evidentemente questo bisogna fare, bisogna incentivare, cioè forse ecco l'educazione civica, la materia dell'educazione civica nelle scuole dovrebbe essere ristituita e ci dovrebbe essere veramente una parte molto importante dedicata all'educazione delle nuove generazioni, perché non è che
basta strappare i figli alle famiglie mafiose e farli crescere in ambienti protetti, però bisogna educare anche gli altri, dato che di ragazzi, di bambini senza famiglie che danno loro una cultura ce ne sono tante, ecco, bisogna che lo Stato provveda in questo senso. Sì, Però veramente io vorrei ricordare il numero della diretta, perché è giusto che se qualcuno voglia dire qualcosa, chiunque voglia dire qualcosa deve partecipare. 029294 7222, ripeto 029294 7222, diamo voce alla nostra gente. Per i più timidosi c'è il numero WhatsApp 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Volevo dire anche due cose, insomma, la frustrazione di donne e uomini in divisa che ogni giorno combattono e a volte si vedono tagliate le mani da una certa politica o da certe sentenze che arrivano da tribunali europei che non hanno la minima idea di quello che accade in Italia, o che forse solo ora stanno provando anche nei loro paesi cosa vuol dire l'infiltrazione della mafia. Penso alla Germania con l''ndrangheta, penso alla mocromafia in Olanda, perché dovete sapere che poi questa infamia è stata copiata da altri paesi, da organizzazioni malavitose di altri paesi del mondo. C'era una parte politica che girava le carceri, in particolare i 41 bis, durante il caso Cospito abbiamo visto una parte politica che insomma che andava in giro a promettere ai detenuti che stavano ristretti al 41 bis, cioè ai capi mafia, l'abolizione del 41 bis, cioè il lavoro fatto da Falcone e Borsellino. E poi, come non dimenticare, questo lo devo dire, quello che è accaduto a Milano, dove ormai gli agguati sono all'ordine dell'anno, non del giorno, però un agguato di mafia strano almeno una volta all'anno, se non ogni 6 mesi c'è, e quello che accade a Roma. Dovete sapere che nella nostra capitale insomma l'infiltrazione mafiosa è altissima. C'è il famoso caso Diabolic ed è stato fatto il decreto Caivano perché le periferie sono in mano in buona parte alla criminalità organizzata. Pensiamo al decreto Caivano, quello che è successo a Caivano, quello che ogni giorno accade a Quarticciolo a Roma, dove ci sono dei nordafricani magrebini che spacciano e sono la manodopera della criminalità organizzata. E quando qualcuno di questi alza la testa si ritrova un proiettile in testa. Questo accade anche qua nella nostra metropoli, e come accade a Torino. Facciamoci delle domande. Lo Stato non può recedere. Una parte politica ha pensato questo per tanti anni e l'ha fatto credere. Ha fatto credere a tutti: fate quello che volete. Che siate mafiosi italiani, 'ndrangheta, camorra, Sacra Corona, mafia, Stidda, Cosa Nostra, oppure che veniate da fuori, siate criminalità albanese, mafia russa, mafia nigeriana, mocromafia, venite in Italia e fate quello che volete. Forse qualcosa sta cambiando, però diamo voce alla nostra gente. Buonasera, chi è e da dove chiama? Buonasera, sono Vito, chiamo da Matera. Condivido il vostro pensiero e quello che sta dicendo in assoluto. Il mio senso di vicinanza e di solidarietà è non perché ho avuto 2 zii nei carabinieri e un papà nella polizia penitenziaria, ma va alle forze dell'ordine che in difesa dello Stato, vituperate, aggredite per un misero stipendio, continuano a fare il loro lavoro. E quindi c'è da dire anche questo, che per un misero stipendio continuano a fare il loro lavoro. Se non intervengono hanno la colpa, se intervengono, mi pare di ricordare anni addietro, perché io ho 70 anni, quindi quando ero giovane, una certa sinistra voleva disarmare le forze dell'ordine perché dicevano che in Inghilterra i poliziotti inglesi hanno in dotazione solo il fischietto e con il fischietto risolvono tutti. Che dire, non ho parole, e il mio senso di vicinanza e di ricordo va a coloro che sono morti per difendere il nostro Stato. Chiedo scusa se sono stato un po' troppo chiacchierone, vi abbraccio e vi ascolto per radio. Grazie. Io vorrei ricordare anche i magistrati in gamba, ce ne sono. C'è il procuratore presso la procura del Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, che ha fatto un lavoro enorme, lo fa ancora e gira con una scorta che fa paura, perché forse è il nemico numero 1 della criminalità organizzata in Italia, ma come lui ce ne sono tantissimi. Ecco, io penso che lo Stato, la Repubblica dovrebbe mettere in grado di lavorare correttamente tutti i magistrati, tutti gli agenti di carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia penitenziaria ovviamente, e anche la polizia locale se necessario, perché a volte le cose partono dal territorio, dalle piccole cose, poi viene fuori
la mostruosità del sistema tentacolare, che è la criminalità organizzata, che non ha più colore, non ha più frontiere. Lo Stato, la Repubblica deve mettere in grado di lavorare chi vuole sconfiggere la mafia, altrimenti tutte questi ricordi, questi giorni che si fanno hanno il sapore della presa in giro, e questo in un paese come l'Italia non ce lo si può permettere. Antonio e poi Mimmo. Assolutamente sì, Fede, concordo in pieno. Bisogna sempre comunque attenzionare, no? Chi nel quotidiano rischia la vita per veramente, come diceva il nostro radioascoltatore, per 4 miseri soldi. Però possiamo anche dire che ultimamente le cose sembrano cambiate. Volevo riallacciarmi a quello che dicevi tu prima, la parte politica che gira, purtroppo noi girerà gli istituti per andare ad assicurare chi magari è dentro perché ha sulla coscienza tantissimi morti, invece magari di andare fuori ad assicurare le vittime di reato. Tantissime persone ancora oggi piangono i loro cari ammazzati da queste persone. Però purtroppo noi ci dobbiamo sempre confrontare con questa parte politica che è estremamente vomitevole. E bisogna guardare al futuro con più, come posso dire, positività, cercare di far capire alla gente che comunque la legalità è tutt'altro, cercare di far capire alla gente che al mondo esistono tantissime persone del bene e l'attenzione va data prettamente a quelle persone, non ad altro. Quindi era per riallacciarmi al discorso che facevi tu prima. Mimmo. Io concordo anch'io in quello che avete detto voi, ripeto, però queste cose lo deve fare lo Stato, nel caso specifico in questo momento lo deve fare il governo. Perciò se noi abbiamo un governo che è sensibile a quanto da noi detto e da quanto condiviso da tanta gente che in questo giorno manifesta tanta partecipazione, insomma si facciano i fatti e basta con le parole, perché con le parole non si risolve nulla. Di fronte a 500 kg, perché voglio ricordare, Antonio prima ha parlato della carcassa della macchina del giudice Falcone. La carcassa del giudice Falcone è sopravvissuta all'esplosione di ben 500 kg. Allora, quando si ha a che fare con gente che mette in campo questa potenza, bisogna appunto passare ai fatti. I fatti della mafia, che una volta appunto colpiva con 500 kg di esplosivo, adesso invece colpisce con migliaia anzi milioni e miliardi di euro, perché quello è il valore, il prodotto dalla mafia, con la vendita di sostanze che provocano ancora altra morte. Bisogna rispondere in maniera concreta. Allora, se questo governo appunto è quello che è sensibile a questa problematica qua, se facessero infatti. Noi infatti non niente, siamo una radio, siamo una trasmissione che da tanti anni sollecita appunto il governo, sollecita lo Stato a fare lo Stato. Sì. Mimmo, possiamo Antonio, ricordare appunto, anche un'altra persona che ha lasciato la vita per il lavoro che faceva, è accaduto prima, se non erro, del giudice Falcone, e poi Borsellino, Rosario Livatino, che è stato fatto beato, che fu uno dei primi, insomma, rappresentanti dello Stato importanti a essere ucciso per il lavoro che stava facendo. Pronto? Mi sentite? Sì, ecco, sì, abbiamo problemi di connessione con Mimmo, ma capita. Tanto dobbiamo andare in pubblicità, andiamo in pubblicità così recuperiamo tutto. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema,
ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. 9 maggio 1993, Giovanni Paolo II ad Agrigento. Siccome questi signorotti andavano in giro, vanno ancora in giro e si fanno vedere, insomma, uomini di chiesa, e Giovanni Paolo II l'ha fatto capire che la mafia è quello che c'è di più contrario, più perverso al mondo, altro che chiesa. Insomma, era giusto ricordare, visto che è un discorso del 1993, un anno dopo quello che è accaduto. Voglio anche ricordare Rosario Livatino, è stato un magistrato italiano assassinato dalla Stidda su una strada provinciale di Agrigento il 21 settembre 1990. Va ricordato anche lui. Sono tantissime le persone che hanno lasciato la vita, e per questo va rinnovato l'impegno non a parole ma nei fatti da parte delle istituzioni della Repubblica, perché altrimenti vincono loro, avanzano loro come hanno fatto per anni e come stanno facendo ancora, purtroppo. Ecco, non si può lasciare autostrade, possibilità a questi soggetti, che ne dica l'Europa, che ne dica la sinistra, che ne dica chi più ne ha più ne metta, che ne dica Cospito, non si possono lasciare, non si può far fare quello che si vuole a dei soggetti del genere, perché magari portano voti o soldi. Questo non, poi se i soldi li portano, sappiate che i soldi non si creano da qualche parte, li vanno a prendere inondando di droga, armi, e andando a, insomma, mettere il cappio del racket, del pizzo alla gente onesta in tutta Italia, perché ormai questo è un fenomeno che riguarda tutto il paese. Ecco.
Va bene, un messaggio molto profondo, apprezzo il silenzio. Allora iniziamo un po' quello che facciamo di solito il venerdì. Dovete sapere che il venerdì lo Spazio Più in collaborazione con il Sinappe è la trasmissione consacrata alla sicurezza. Arrivano buone notizie dal punto di vista della sicurezza, perché alla Camera è stato approvato, nonostante tutto, il decreto sicurezza in prima lettura. Ora deve andare anche al Senato. Se al Senato verrà approvato nella stessa maniera, diventerà legge dello Stato, ed è un provvedimento che prevede un sacco di misure importanti per chiunque, insomma, è chiamato a prestare lavoro in divisa per la sicurezza del paese, sia all'interno che all'esterno delle carceri. 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta, 340 670 9659 per i più timidosi c'è sempre il WhatsApp. Ok, Ma Antonio che fine ha fatto? non lo so, io Antonio lo No, sappiamo, mi io stavo lo stavo sapevo. ascoltando quello che diceva Federico, che era molto interessante. Che dobbiamo dire? Dobbiamo dire, ieri c'è stato un passaggio del ministro Piantedosi dove denunciava, no, la questione degli arretrati sul rinnovo contrattuale. Bisogna evidenziare che comunque il governo ha fatto uno sforzo enorme e ha chiuso veramente un ottimo contratto per le forze di polizia. Peccato che c'è una piattaforma che ha dei problemi tecnici e non riesce ad elargire ancora gli arretrati, ma ci è stato detto che dopo forti pressioni da parte della Lega e del ministro Giorgetti, che a giugno finalmente questi famosi arretrati dovrebbero vedere luce. Quindi ci siamo finalmente. Questa è una buona notizia per tutti i nostri colleghi, perché chi lavora è giusto che comunque poi riceva in cambio ciò che gli spetta. Sono passati un po' di mesi e la colpa ovviamente non è del governo, che il governo, ripeto, è riuscito a chiudere un importante contratto. Il problema era tutto legato a questa piattaforma che ha avuto dei problemi e quindi scusatemi, ma è l'allergia. Quindi il problema sembra essere risolto e nel più breve tempo possibile i colleghi si vedranno riconoscere ciò comunque che meritano, che hanno guadagnato sul campo. Sì, allora io ho trovato tutta una serie di articoli interessanti. Come ben sapete, mi pregio di condurre una piccola rassegna stampa sul mondo delle carceri, sul mondo della polizia penitenziaria e insomma, tante volte l'abbiamo citato il sottosegretario Del Mastro, e dovete sapere che ha rilasciato tutta una serie di dichiarazioni che vogliamo leggere, perché voglio rammentare a tutti che il sottosegretario Del Mastro delle Vedove è il sottosegretario che ha la delega alla polizia penitenziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sentiamo un po' quello che dice. Un investimento sulle carceri che non è uguale nei precedenti nella storia repubblicana, una riforma organica della magistratura onoraria che finalmente conferisce diritti e dignità a questi nobili servitori dello Stato, che erano trattati come servi da chi ci ha preceduto. E infine la volontà di procedere all'arruolamento dei giudici onorari per cercare di colmare le pesanti scoperture d'organico. Dal Maschio in giù a Napoli, dove giunge per partecipare al convegno dal titolo La formazione specialistica per la polizia penitenziaria, organizzato da Campus Città del Sapere, organizzato dal Polo di Napoli dell'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza. Ok, andiamo avanti perché è un articolo lunghissimo. A cominciare dalle carceri, sulle quali ha posto l'accento un report recente della Corte dei Conti, sottolineando i ritardi nello stato di attuazione del piano carceri ed evidenziando problemi legati alla piaga ormai strutturale del sovraffollamento all'interno di numerosi penitenziari in diverse regioni italiane, inclusa la Campania. Vogliamo ricordare, per un diritto di cronaca, che la Lombardia ha preso il primo posto a livello di sovraffollamento, e questo insomma non so se è un pregio, però va detto. La Corte dei Conti ha precisato che l'arco temporale dei suoi rilievi è Bonafede, Cartabia, Orlando. Non è quindi il governo Meloni, premette Del Mastro. Il governo Meloni invece sta ponendo mano al problema del sovraffollamento carcerario con un investimento che non ha uguali e precedenti nella storia repubblicana, oltre 250 milioni di euro. L'anonima di un commissario per atterrare 7.000 dei 10.000 posti mancanti.
Un intervento che evidenzia il sottosegretario vuole archiviare una pagina di storia ultradecennale. 50 anni fa, quando sono nato, c'era il sovraffollamento carcerario e mancavano 10.000 posti detentivi. Oggi c'è il sovraffollamento carcerario e mancano sempre 10.000 posti detentivi. Le ricette messe in campo da coloro che ci hanno preceduto, aggiunge Del Mastro, erano svuotacarceri che erodevano la certezza della pena e rendevano insicure le nostre città. Mi pare sia evidente la fotografia di un fallimento apocalittico. A fronte di questo sfascio, Del Mastro spiega che noi abbiamo scelto banalmente di fare un piano di edilizia penitenziaria congruo rispetto al fabbisogno italiano, recuperando buona parte dei posti detentivi che proprio la Corte dei Conti dice manchino. Quindi l'auspicio: in 2 anni e mezzo di governo abbiamo trovato le risorse straordinarie per recuperarne 7.000. Posso verosimilmente credere che gli ulteriori 2 anni e mezzo troveremo i soldi anche per gli ulteriori posti mancanti. L'attenzione sulle carceri sarà anche alta per quanto riguarda la vita che si sviluppa al suo interno. Con il governo Meloni e con Andrea Del Mastro dentro gli istituti penitenziari non cresce la camorra. Continueremo ad incalzare la criminalità organizzata e non lasciarle tregua, assicura. In questo scenario un ruolo fondamentale gioca la polizia penitenziaria, un corpo, dice Del Mastro, fatto di eroi invisibili perché sono i meno percepiti dai cittadini, ma non meno strategici per la sicurezza e l'ordine pubblico italiano. Insomma, va avanti, è un articolo lunghissimo, ma per motivi di economia radiofonica, come si dice in qualche aula, non lo leggiamo tutto. Volevo sapere i vostri pensieri. Partiamo da Mimmo e poi da Antonio. Invertiamo l'ordine degli interventi così tutti parlano un po'. Mimmo. Noi siamo stati i primi, grazie anche all'impegno di Antonio, profuso da Antonio, a parlare di questi milioni di euro, però è giunta voce che ci siano alcune difficoltà nella spesa, perché gli vengono stanziati milioni, poi dopo però ci sono difficoltà date dalla burocrazia nello spenderli. È vero o no? Questa è una domanda che rigiro da Antonio. Antonio, che dici? Antonio? Ecco. Ci siamo persi. Vabbè, ci siamo persi Antonio. No, eccomi, ci sono. Mi sentite? Sì, forte e chiaro. Non so se tu senti noi, Antonio. No, vi sento. Ho avuto un problema col cellulare. No, a me non risulta problemi per come spendere questi soldi. L'unica cosa è che, siccome questo governo ha istituito la figura del commissario per l'edilizia penitenziaria, quindi il commissario ha avvocato a sé tutti i progetti esistenti e tutto ciò che c'era in programma e man mano sta riorganizzando il tutto per far sì che comunque vengano fatti i lavori il più presto possibile. Quindi se c'è stata una frenata è solo perché c'è stata una riorganizzazione, perché prima era tutto sparso, cioè non c'era un programma coordinato e altro. Ecco perché magari c'è un po' di problema sulla tempistica, ma a breve dovrebbe essere tutto risolto, perché comunque questa figura è stata fondamentale per gestire i fondi pubblici e per gestire i tanti cantieri che comunque erano fermi, sospesi da anni nelle varie strutture penitenziarie del paese. Ecco, passiamo alla prima chiamata della serata. Buonasera, chi è e dove chiama? Buonasera, sono Ornella dalla provincia di Lecco. Allora, io vi stavo ascoltando, vi ascolto tutte le settimane. Prima di tutto la mia solidarietà a tutte le forze dell'ordine. E poi volevo chiedere, io sentivo che stavate parlando del decreto sicurezza, ma siete sicuri che passa? Perché l'opposizione attende, leggevo sulla Verità, attende l'aiuto dei giudici per vedere e deragliare il decreto sicurezza. Una bocciatura da parte della Corte Costituzionale viene data per scontata. Sono un po' preoccupata. Grazie, ciao, buonasera. Questo è il bello delle democrazie occidentali, dove dei giudici delle alte corti di fatto decidono la sorte delle democrazie e poi purtroppo sappiamo che sono orientati. Questo però è dovuto a una politica incapace che ha rieletto il presidente Sergio Mattarella, che rappresenta un vulnus. Voglio ricordare che l'odiatissimo re Giorgio Napolitano, quando fu eletto, sgridò il Parlamento per la rielezione e dopo 2 anni si dimise. Sergio Mattarella questo non lo sta facendo. Sappiate che non è normale quello che accade in Italia, però non è normale un Parlamento che non è capace di dare un successore al Presidente della Repubblica, e quindi giustamente il Presidente della Repubblica esprime 5 giudici costituzionali, altri 5 ne esprime il Parlamento, gli altri 5 li esprime la magistratura.
Vi lascio immaginare a voi quali sia la maggioranza di orientamento della Corte Costituzionale. Siamo un unicum in tutto il mondo, perché in Germania, ad esempio, il Parlamento li elegge in seduta comune con maggioranze molto larghe per garantire che non abbiano orientamenti particolari. La politica in questo paese ciancia molto e fa poco, mai nessuno ha voluto toccare il sistema di elezione della Corte Costituzionale. Staremo a vedere, anche perché dopo quello che è stato deciso ieri siamo un po' tutti a bocca aperta. Ci sono cose che valgono solo per le donne, altre che valgono solo per gli uomini, e la famosa sentenza sulla maternità surrogata, no? Che tutti conoscete, che insomma non ci diamo pace nel cercare di comprendere la ratio della decisione della Suprema Corte, della Suprema Corte, della Corte Costituzionale. E quindi io non so quello che scrive La Verità, per carità, tanto di cappello ai giornalisti della Verità che fanno un ottimo lavoro, però qua non è La Verità, grazie a Dio questa è Radio Libertà. Noi saremo a vedere nei dettagli i motivi di un'eventuale bocciatura del decreto sicurezza. Penso che più di tanto non possono fare, perché di cose particolari a livello legislativo sulla sicurezza questo paese ne ha tantissime, e penso che se la Corte Costituzionale demolisse alcuni aspetti del decreto sicurezza sarebbe costretta a demolire anche un certo tipo di custodia cautelare, cioè della carcerazione preventiva, che così estesa esiste solo qua in Italia, per dirne una, ma sono tantissimi aspetti a livello di codice penale, procedura penale, che sono unici, ecco, nel nostro paese. Nei paesi liberal democratici non esistono. Staremo a vedere insomma qual è l'orientamento della Corte. Io penso che qualche ritocco nel caso, ma non verrà demolito, anche perché se l'ha firmato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, evidentemente è fondato a livello costituzionale, insomma a livello legislativo. Voglio ricordare che oltre alla Corte Costituzionale in Italia il sindacato di costituzionalità lo fa anche il Presidente della Repubblica, e un'eventuale abrogazione totale del decreto di sicurezza andrebbe insomma a inficiare l'opera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ne nomina 5 di 15 giudici della Corte Costituzionale, e voglio ricordare che è stato lui a firmare l'immediata entrata in vigore di un decreto, perché come sapete, cari amici a casa, i decreti entrano in vigore immediatamente. Allora è come se la Corte dicesse a Mattarella: ma tu che te sei eletto non capisci niente. La vedo dura, insomma. Questo è il mio punto di vista da ex studente di giurisprudenza. Poi lascio a Mimmo e ad Antonio il loro parere in merito. Io concordo con te, appunto, però ho il timore che venga stravolto qualche cosa, insomma, perché questi quando si muovono proprio per scassare quello che appunto chi ha il governo costruisce. E come tu hai parlato proprio di numeri ben precisi, insomma, dubito che appunto venga fuori, anzi ho seri dubbi che appunto non venga fuori un attentato a quello che è stato il decreto. Però in questo forse Antonio può essere più ricco di particolari. Se ci ascolta Antonio, No. Beato, Antonio secondo me sta già col cuore nello stadio Maradona. Come sta preparando le coreografie, mi hanno detto che ha pitturato di azzurro la sua macchina. Ecco, c'è una macchina giapponese meravigliosa, l'ha già fatta tutta azzurra con la N del Napoli. Ha già avuto 2 piccole ischemie al cuore nell'attesa della partita, e quindi c'è e non c'è soprattutto. Però noi gli vogliamo bene per com'è, Antonio. Lo ringraziamo. Andiamo... Tu hai detto che hai preparato una sorta di rassegna stampa. Vado avanti. Oggi andiamo a parlare. Sono intervenuto, ma quale partita? Di cosa parlate? Non so di che state parlando. C'è qualche partita? La partita di droga che sta per arrivare, Antonio. Fortunatamente sono cose che non mi appartengono. Al massimo quella base di pastiera napoletana. Meno male. Antonio. No, è zucchero vanigliato, ma perché andiamo sempre? No, perché se ho ascoltato sentivo parlare di partita, stadio che stavo preparando, non so di cosa parlare, se sinceramente. Tu smentisci questa ansia, Antonio, che dicono che hai colorato di celeste la tua macchina e ci hai fatto una N sul cofano.
Assolutamente sì, la smentisco, non è vero, assolutamente, perché non capisco ancora la N cosa c'entri. Napoleone, ovvio. Napoleone. Ecco che come è noto a tutti, io non seguo il calcio, quindi non lo so, se è una partita di calcio e magari parlavate di basket, rugby, non lo so, quindi l'unica cosa che mi sento dire è che non vedo l'ora che arrivi stasera, perché speriamo. Niente, detto ciò, tornando alle cose serie, sì, il nostro auspicio è che comunque intervengano altri fattori per bloccare il grandissimo lavoro che ha fatto questo governo, perché il nostro paese ha bisogno assolutamente di sicurezza e il decreto di sicurezza è una garanzia. Però, come diceva Federico, viviamo in un paese democratico, occidentale, dove magari c'è un governo che ha un'idea e arriva qualche giudice che appartiene a un'altra ala e cambia la volta. Però ribadisco, come credo siate d'accordo anche voi, che il nostro paese ha un'esigenza immediata di sicurezza. Posso garantire io che giro in continuazione, quindi tante stazioni ferroviarie, la sicurezza, signori miei, è andata a farsi una passeggiata, soprattutto ad orari particolari e soprattutto in qualche stazione in particolare. Quindi è opportuno che quanto prima sia attivo questo decreto e sperando che qualcuno non ci metta i bastoni tra le ruote e faccia sì che poi venga tutto bocciato, perché significa non volere bene alla propria terra, non volere bene alla propria nazione, non volere bene ai propri figli, perché la sicurezza è fondamentale. Oggi come oggi in Italia in merito siamo messi veramente male. Bisogna solo dire grazie ai tanti colleghi che operano sul territorio, che veramente ci fanno, passatemi il termine, il mazzo. Antonio, a proposito di mazzo ce lo dobbiamo fare anche noi, perché abbiamo un ascoltatore in linea, quindi diamo voce alla nostra gente. Buonasera, chi è e da dove chiama? Sì, io mi chiamo Fabrizio e chiamo da Sabbio Chiese. Buonasera allora, Fabrizio. In merito alla questione che tutte le volte che un governo di centrodestra fa un decreto, fa una legge, magari per portare un po' di ordine pubblico, per dare sicurezza ai cittadini, per togliere i delinquenti abituali dalle strade, deve essere sempre sottoposto al ricatto, ma bisogna vedere se va bene al Presidente della Repubblica. Allora io questa cosa proprio non la capisco, perché io ho abbastanza anni per ricordare che una volta i Presidenti della Repubblica avevano una funzione solamente rappresentativa. Potevano sì interloquire col Parlamento, però scrivevano, non è che andavano tutti i giorni a pontificare, ad esprimere le loro idee. Io mi ricordo Pertini, che ho avuto modo di vedere a Brescia, quando sono stati commemorati i caduti di Piazza Loggia, il Presidente della Repubblica non ha spiccicato parola. E allora si diceva, il Presidente rappresenta lo Stato, non può intervenire nelle questioni politiche, e basta. Adesso dobbiamo stare qui sotto il ricatto di un personaggio politico tendenzialmente di sinistra che impone a tutto il paese quelle che sono le sue idee, i suoi limiti, no? Lui limita l'azione di chi è stato eletto dai cittadini. Allora il governo è un governo di centrodestra, che piaccia o non piaccia. La richiesta di sicurezza è una cosa pressante, perché lo sappiamo tutti che dopo le 8, le 9 la sera le donne non escono più di casa. Sappiamo quello che succede nelle città turistiche con tutti questi borseggi, questi scippi, e io voglio capire perché questo signore si permette di bloccare un decreto o una legge sulla sicurezza dei cittadini, rimanendo totalmente estraniato da quello che sono i problemi delle persone. E poi voglio capire anche una cosa, perché quando uno commette 1, 2, 3, 4, 5 reati, sia che sia straniero che sia italiano, se non arriva ai 4 anni di carcere complessivi non va in galera. E questa è una stortura che secondo me è solamente italiana. Non esiste l'istituto della recidiva, pertanto qui fanno tutti i loro porci comodi. E poi anche sulla questione delle scippatrici zingare, che praticamente solo perché rimangono sempre incinte possono permettersi di rubare. Io vorrei che il Presidente si mettesse nei panni di chi viene borseggiato, di chi viene scippato, di chi viene picchiato, e poi mi piacerebbe capire cosa ne pensa.
Ok, il Presidente comunque ha promulgato il decreto, quindi vuol dire che era d'accordo, ma Antonio Felone deve salutare perché ha un impellente, ecco, ha già salutato, mi sa Antonio? No, sono qui, non sono, Ok. sarà accaduto Mimmo, Sì, io sì. sono qui. No, Mimmo è su Teams, è tecnologico, non è come te, Antonio. Ok, niente, no. Sì, Io non posso cadere, sono seduto, Antonio. Sono Ok, seduto, allora meno come male, faccio a sto cadere? più tranquillo. Volevo salutare tutti e ringraziare sempre a tutti coloro che ci ascoltano, grazie sempre alla Radio Libertà per l'attenzione che dà al mondo carcere e alla polizia penitenziaria, grazie a te Fede, grazie a te Mimmo, niente, ci sentiamo venerdì prossimo sperando di riuscire a venire di presenza, perché è un piacere, così vi vedo anche voi, non è che siete un bel vedere, però comunque il piacere è sempre quindi ci vediamo venerdì. Antonio, guarda, io ho tante cose da fare, ho una bambina piccola, ho lavoro, se non hai piacere a vedermi io faccio altro, ci mancherebbe altro. C'è un'amministrazione d'altro che sarebbe contentissima se io facessi ancora di più rispetto a quello che già livello faccio. estetico. Ah, Un piacere, ha detto che non è un piacere vedervi a livello estetico, intendevo. Assolutamente, è sempre un piacere incontrarvi. A te Mimmo, non fa scherzi, non dirlo manco per scherzo, parlavo esteticamente. ok, sai com'è? Qualche ritocchino sarai andrebbe bello fatto. te, sarai Sì, bello. appunto. Sarai bello te. Sì. Un abbraccio e sempre viva la polizia penitenziaria, viva il Senato. Un saluto ragazzi. alla perla di Calcutta. Ciao Antonio. Ciao Fede, ciao Mimmo. Ciao. Ragazzi, io vorrei parlare con Fabrizio e Ornella, fare una considerazione. I decreti legge, che sono immediatamente esecutivi, se il Presidente della Repubblica, benché minimo dubbio, non li firma, non li promulga e non possono diventare, insomma, decreti legge. Quindi vuol dire che Mattarella era d'accordo. Per questo sono perplesso rispetto a quello che scrivono sulla Verità. Tra l'altro Mattarella l'ha fatto modificare la bozza del decreto sicurezza prima di firmarla, cioè prima di promulgarla, rendere immediatamente efficace, perché un decreto entra immediatamente in vigore. Di qua resto allibito. Se la Corte Costituzionale dicesse che il decreto legge sicurezza non va bene, vuol dire che allora Mattarella fa intendere che Mattarella non è buono, non capisce niente. Cioè, non lo so, è qua che non capisco la cosa. Quindi io sarei tranquillo dal punto di vista della Corte Costituzionale. Mattarella, se non ero, è stato anche ex giudice della Corte Costituzionale, quindi è un giurista molto preparato e evidentemente se l'ha promulgato vuol dire che andava bene così. Mimmo. Sì, beh, allora speriamo che comunque appunto si vengano fuori i fatti, perché appunto volevo aggiungere una cosa a quello detto dal nostro ascoltatore di Sette Chiese, che non solo le donne hanno problemi a uscire la notte, la sera, ma anche i ragazzini, ma anche gli uomini, anche gli anziani. E dell'altra settimana la notizia di quel 75enne che appunto è stato aggredito, a cui gli volevano rubare alcune cose, gli hanno dato un sacco di legnate. Cioè qua ormai non è più sicuro nessuno, insomma. Ogni 2x3 se uno appena apre, non so, la televisione, appena apre le pagine Facebook, vengono fuori filmati di risorse di extracomunitari che girano per le varie cittadine con il macete in mano, perché l'arma preferita di queste persone sono il macete. Ormai nessuno più è sicuro, insomma. Mimmo, visto che ci parli dall'area chic, fai tu la chiusura, facciamo una chiusura chic questa sera. No, ti prego, io non posso fare chiusure chic, anche perché sto in una valle di lacrime, sto in un posto dove sto conoscendo un mondo e una marea di sofferenze, che, per dire, le sofferenze che ha passato il vecchietto di 75 anni che è stato aggredito perché lo volevano rapinare e niente. Cioè io sto toccando con mano quello che è la sofferenza di persone che appunto hanno mali, terribili mali, e sinceramente non mi vanno, non sono nel loro spirito. Falla tu, che appunto sei sempre più gioioso. Ecco, allora la faccio rapidissimamente, che siamo già in ritardo. Chiediamo scusa alla regia che sta bestemmiando in turco. Salutiamo tutti gli amici turchi che ci ascoltano numerosi dalle Alpi all'Oceano Indiano sulle frequenze digitali sul canale 252 del digitale terrestre. Grazie a tutti per l'ascolto.
riprendetevi il cervello, pensate con la vostra testa, una mano al cuore, l'altra alla penna, perché ci potete aiutare e non vi costa nulla. D43 sulla dichiarazione dei redditi. Grazie a tutti e restate in compagnia di Radio Libertà. Ciao!